Partita la serie unica del Milanese Cadetti, Leonardo Revoldi, Valle Brembana, Andrea Ciglio, PPL Bovisio, Tommaso Lasma, Valle Brembana, Lorenzo Campanelli, Rodrigo Tagliano, Omar Cattaneo, gruppo sportivo arabico, Daniele Ottolini, Unione Sportiva Terziuse, Daniele Magri, Atletica Sopra, Atletica Versato, Carlo Buccini, Atletica Valle Brembana, Mattia Adamoni, Unione Sportiva Terziese, Fabio Rinaldi, Atletica Valle Samonica, Loris Cittadini, Rodrigo Tagliano e Alessandro Morossi, Atletica Brusa Porto. Il migliore accredito con 2.42.88 Mattia Adamoni, Unione Sportiva Terziese, gara che si sta portando già metà percorso per Adamoli. Vediamo la canotta gialla, dovrebbe proprio essere quella del portacolore dell'Unione Sportiva Terziese. Abbiamo anche Loris Cittadini dell'Atletica Rognando Stagliano Rico e poi la canotta dell'Atletica Valle Brembana, così dunque i primi tre atleti che arrivano dunque alla campana. Sotto il minuto e 40, quindi si sta correndo ancora buoni ritmi, vedremo dunque che si riuscirà a correre vicino al 2 minuti e 40 al chilometro. E intanto gruppo di testa che si crea formato da 3 persone, vedremo i 3 cadetti, chi avrà la meglio, sempre Mattia Damoni davanti, 200 metri, ora proprio in questo istante il portacolore dell'Atletica Rodrigo Stagliano Vico, Loris Cittadini che prova a cambiare marcia, insieme a loro anche Tommaso Lasma, Atletica Valle Brembana, 100 metri, applausi anche per questi cadetti e vediamo che prova a reagire Mattia Damoni, ma sempre Loris Cittadini che si va ad aggiungere, dunque si va a prendere questa vittoria, 2.41 e 61. 2.40 credo. 2.41, quindi va decisamente a migliorare il suo 2.43 e 33. E intanto arrivano anche sempre per l'Atletica Valle Brembana, Leonardo Revoldi e Tommaso Lasma.